Un lascito da brivido, 40 milioni di euro tra terre e fabbricati, un'eredità donata da Anna Maria Chiapp, morta a Caneva nel Pordenonese all'età di 92 anni. Le sue volontà sono chiare, voleva lasciare il patrimonio familiare al Patriarcato di Venezia, così da poter aiutare i giovani meritevoli ma con gravi problemi economici. Per la prima volta parla Monsignor Francesco Moraglia. Un'eredità che si delinea molto importante, con delle indicazioni precise da parte di chi ha lasciato questo patrimonio al Patriarcato di Venezia, che è profondamente legata al territorio, all'agricoltura e all'aiuto di ragazzi meritevoli e bisognosi che in qualche modo potrebbero trovare la loro realizzazione professionale proprio nell'ambito dell'agricoltura. In totale si tratta di 16 fabbricati e 56 terreni a seminativo per poveri e per i giovani. Lei, Anna Maria Chiappa, è nata a Vicenza nel 1921, è morta lo scorso agosto in provincia di Pordenone. Laureata in scienze agrarie, il suo pallino era proprio l'agricoltura, così aveva deciso che i suoi averi, il suo patrimonio, quello che lei assieme alla sua famiglia aveva costruito, doveva servire per aiutare chi aveva bisogno. Non aveva eredi, sposata senza figli, il marito e il fratello della donna sono morti molti anni fa. Oggi in Consiglio regionale il presidente Clodovaldo Ruffato ha donato al patriarca un cappellino di paglia che lui scherzosamente ha indossato. È un cappellino che indica qualcosa circa delle iniziative della buona politica nei confronti del territorio, soprattutto nei confronti dell'agricoltura, soprattutto come occasione di lavoro, di impiego per tante situazioni lavorative che sono diventate veramente difficoltose.